L'isola del tesoro di Robert Stevenson. Capitolo 1. Il vecchio lupo di mare all'ammiraglio Benbow. Il signor Trelawney, il dottor Livesey e gli altri gentiluomini mi hanno chiesto di mettere per iscritto tutti i dettagli riguardanti l'isola del tesoro, dal primo all'ultimo, senza omettere nulla, salvo la posizione dell'isola, e questo solo perché una parte del tesoro non è stata ancora portata alla luce. Perciò, nell'anno di grazia 1700, prendo in mano la penna e torno al tempo in cui mio padre teneva una locanda all'insegna dell'ammiraglio Benbow e al giorno in cui il vecchio uomo di mare, abbronzato e sfregiato una sciabolata, prese per la prima volta alloggio sotto il nostro tetto. Ricordo come se fosse ieri, quando arrivò arrancando alla porta della locanda con dietro la sua cassa da marinaio caricata su una carriola. Era alto, forte e imponente, il viso cotto dal sole e un codino incatramato gli cadeva sulle spalle della sudicia giubba blu. Le mani erano rovinate e coperte di cicatrici, le unghie annerite e spezzate, e la guancia era attraversata dalla livida cicatrice color bianco sporco di una sciabolata. Ricordo che si volse ad esaminare l'insenatura fischiettando tra sé, poi, d'un tratto, proruppe in quella vecchia canzone di mare che in seguito avrebbe cantato così spesso. 15 uomini sulla cassa del morto, yo ho ho e una fresca di rum. La sua voce era da vecchio, acuta e tremula, e sembrava essersi formata imitando il cigolio dell'arcano. Picchiò poi la porta con un corto bastone che portava con sé, simile ad un palanchino, e quando mio padre si affacciò chiese in tono sgarbato un bicchiere di rum. Lo beve lentamente, da intenditore, assaporandone il gusto, e intanto si guardava intorno, passando di continuo con gli occhi dallo scogliere all'insegna della nostra locanda. È un'insenatura molto congeniale, disse infine, e la bettola è in un'ottima posizione. Senti, compare, ci viene molta gente qui? Mio padre disse che no, disgraziatamente non ci venivano in molti. Beh, disse, allora questo è il posto che ci vuole per me. Ehi tu, compare, gridò l'uomo che spingeva la carriola. Accosta e aiutami a portare sulla cassa. Mi fermerò qui per un po', aggiunse. Sono un uomo semplice, mi servono solo del rum, uova col bacon e quel promontorio lassù per guardare le navi che passano. Il mio nome? Potete chiamarmi capitano. Ah, so a quello a cui state pensando. Ecco qua. E gettò per terra, sull'uscio, 3 o 4 pezzi d'oro. Quando ve ne darò degli altri, aggiunse, me lo direte voi. E nel dire queste parole prese un'aria minacciosa, davvero comandante. In effetti, per quanto logori fossero i suoi vestiti e sboccato il suo frasario, quell'uomo non aveva l'aria di un semplice marinaio. Sembrava piuttosto un ufficiale, un capitano, abituato a essere obbedito, incutendo timore. L'uomo che l'aveva accompagnato con la criola ci disse che era stato lasciato dal corriere davanti a Georgine, che si era informato sulle locande della costa e, sentendo parlare bene della nostra e saputo quanto fosse isolata, l'aveva eletta al suo luogo di residenza. Questo fu tutto ciò che riuscimmo a sapere al suo incontro il nostro ospite. Era per natura un uomo molto taciturno, passava l'intera giornata bighellonando per l'insenatura o arrampicandosi fin sulle scogliere con un cannocchiale d'ottone. La sera se ne stava seduto in un angolo della sala accanto al fuoco, a bere lume con pochissima acqua. Di norma, quando gli si volgeva la parola e non rispondeva, ma alzava di colpo gli occhi con aria minacciosa e soffiava forte col naso come una sirena da nebbia, sicché sia noi che quelli che frequentavano il nostro locale imparavamo a lasciarlo in pace. Ogni sera, di ritorno dalla sua passeggiata, chiedeva se fosse passata da quelle parti della gente di mare. Dapprima pensammo che facesse quelle domande perché sentiva la mancanza della compagnia dei suoi simili, ma in seguito capimmo che il suo intento era quello di evitarli. Quando un uomo di mare si fermava all'ammiraglio Benbow, come poteva succedere se qualcuno prendeva la strada costiera per Bristol, lui prima di entrare nella sala lo scrutava ben bene da dietro la tenda della porta e rimaneva muto come un pesce finché non se n'erano andati. Almeno per me, il motivo di questo suo comportamento non era un mistero, visto che anch'io, a mio modo, condividevo le sue preoccupazioni. Un giorno mi aveva preso da parte e mi aveva promesso una moneta d'argento da 4 penny al primo di ogni mese, solo per stare attento a un uomo di mare con una gamba sola e farglielo sapere appena l'avessi visto. Spesso, quando arrivava il primo del mese ed io andavo a chiedergli la mia paga, si limitava a soffiare col naso e fissarmi fino a farmi abbassare gli occhi. Poi però ci ripensava e prima che passasse una settimana mi portava il pezzo da 4 penny, rinnovando l'ordine di fare attenzione all'uomo di mare con una gamba sola. Inutile dirvi quanta agitazione questo personaggio introducesse nei miei sogni, nelle notti di burrasca, quando il vento faceva tremare la casa fino alle fondamenta e le onde mugghiavano l'insenatura, superando col loro impeto anche le scogliere.
L'uomo senza gamba mi appariva in 1000 forme, con 1000 diaboliche espressioni dipinte sul volto. Ora la gamba era tagliata all'altezza del ginocchio, ora all'anca, ora l'individuo si presentava come una sorta di creatura mostruosa, nata con una sola gamba al centro del corpo. Vederlo saltare e correre, inseguendomi per siepi e fossi, era il peggiore degli incubi. Tutto sommato, con queste ammonevoli fantasie, si può dire che il mio pezzo mensile da 4 penny me lo guadagnavo. Per quanto terrorizzato all'idea di quell'uomo con una gamba sola, tra tutti quelli che conoscevo, il capitano, io ero quello che aveva meno paura di lui. C'erano sere in cui beveva molto, più rum allungato con acqua di quanto potesse reggere, e attaccava allora a cantare le sue vecchie canzoni marinalesche, bieche e dissolute, senza curarsi di nessuno. Altre volte, invece, pagava da bere a tutti e costringeva la compagnia tremebonda ad ascoltare le sue storie o a fare da coro alle sue canzoni. Ho spesso udito la casa rintronare per lo yo-ho-ho e una fiasca di rum, con gli altri avventori che, spaventati a morte, si univano anch'essi, facendo a gara a chi cantava più forte per paura di contrariarlo. Quando lo prendeva questo stato d'animo, infatti, era il compagno di balordie più prepotente che si fosse mai visto, batteva il pugno sul tavolo per avere silenzio, montava su tutte le furie se qualcuno gli volgeva una domanda, oppure se non gliene era stata fatta nessuna, segno evidente, secondo lui, che la compagnia non stava seguendo la sua storia. Nessuno, inoltre, poteva permettersi di lasciare la locanda fino a quando lui, ubriaco fino a non reggersi più in piedi, si trascinava verso la sua stanza. Quello che più terrorizzava la gente erano le sue storie. Che storie orribili, impiccagioni, passeggiate sull'asse, tempeste in mare, isole di Dre Tortugas e 1000 imprese disperate lungo la costa dei Caraibi. A giudicare le sue storie non doveva aver trascorso la vita tra alcuni degli uomini più malvagi che Dio abbia mai fatto andare per mare. E il linguaggio con cui raccontava queste storie scandalizzava la nostra semplice gente di campagna, quasi quanto i crimini che descriveva. Mio padre ripeteva in continuazione che avrebbe mandato in rovina la locanda, che la gente non poteva continuare a venire solo per il piacere di essere trinanneggiata, umiliata e spedita a letto tremante di paura. Io però ero convinto che la sua presenza fosse per noi un vantaggio. La gente a volte si spaventava, è vero, ma poi ripensandoci ci provava gusto nella nostra piccola, tranquilla comunità, quell'uomo era un eccellente diversivo. E non mancava un gruppo di giovani che si atteggiavano ai suoi ammiratori, chiamandolo vero lupo di mare, grande navigatore e nomi di questo genere, e sostenendo che erano uomini come questi a rendere l'Inghilterra temibile sui mari. Il capitano, però, rischiava anche di diventare la nostra rovina, giacché continuava a rimanere, settimana dopo settimana, mese dopo mese, così che il denaro dato all'inizio si era un pezzo esaurito, e mio padre non trovava il coraggio di insistere per averne ancora. Ogni volta che vi accennava, il capitano soffiava così forte col naso che sembrava ruggisse, e guardando fisso il mio povero padre lo faceva uscire dalla stanza. Dopo uno di questi rifiuti io l'ho visto torcere le mani e sono sicuro che la frustrazione e il terrore che doveva sopportare abbiano notevolmente affrettato la sua infelice e prima. Per tutto il tempo in cui visse con noi, il capitano non introdusse alcun cambiamento nel suo vestiario, eccetto le calze, che comprò da un venditore ambulante. Un giorno gli si afflosciò una delle punte del suo tricorno, ed allora, per quanto fosse un gran seccatura quando tirava vento, lasciò che penzolasse. Ricordò l'aspetto della sua giubba, che si rattoppava da solo in camera, e che da un ultimo era tutta una toppa. Non scriveva né riceveva lettere, e non parlava con nessuno, se non a quelli che gli erano seduti vicino, e per lo più solo quando era ubriaco di rum. La sua grossa cassa da nessuno invece l'aveva mai vista aperta. Solo una volta qualcuno gli tenne testa, e questo fu verso la fine, quando il mio povero padre era già riferito, ed era ormai sul punto di andarsene. Il dottor Livesey venne nel tardo pomeriggio a visitare il malato. Poi mangiò qualcosa che gli aveva preparato mia madre ed entrò in sala per fumarsi una pipa in attesa che gli fosse portato il cavallo dal villaggio, perché il vecchio Benbow non avevano scuderie. Io gli andai dietro, ricordo ancora il contrasto tra i due. La figura del dottore, brillante e curato, con la parrucca incipriata, candida come neve, gli occhi neri intelligenti e i modi affidabili, e i ritrosi campagnoli, e specialmente quel sudicio e pesante spaventapasso del nostro pirata, che se ne stava casciato con le braccia sul tavolo, annebbiato per il troppo rum. All'improvviso, quello, intendo il capitano, attaccò a cantare la sua eterna canzone.
15 uomini sulla cassa del morto, yo-ho-ho, e una fiasca di rum. Gli altri se li presero le sbronze e il diavolo, yo-ho-ho, una fiasca di rum. In un primo momento avevo creduto che la cassa del morto fosse lo scatolone che teneva di sopra nella stanza sul davanti della locanda, tanto che nei miei incubi questa idea si confondeva con quella dell'uomo con una gamba sola. Ma ormai, da lungo tempo, avevano smesso di fare particolare attenzione a quella canzone. Per nessuno, quella sera. Era una novità, eccetto che per il dottor Livesey, e notai che su questi non introdusse un effetto gradevole. Infatti, prima di riprendere a parlare con il vecchio Taylor, il giardiniere, di una nuova cura per i reumatismi, alzò per un istante lo sguardo adirato. Nel frattempo il capitano si era poco a poco rianimato con la propria musica e si era messo a picchiare con la mano sul tavolo in modo che, come noi tutti sapevamo, significava silenzio. Tutte le voci cessarono in botto, tutte tranne quella del dottor Livesey, il quale continuò a parlare come prima con la stessa voce chiara e cortese, dando tra una parola tra rapide tirate con la pipa. Il capitano lo fissò infuriato, batté di nuovo sul tavolo e il suo volto invece si fece ancora più infuriato, finché finalmente proruppe in un'orribile e volgare imprecazione. Silenzio laggiù, sotto coperta! Gridò. Stavate dicendo a me, signore? Fece il dottore. E quando la canaglia con un'altra imprecazione gli disse che era proprio così, ho solo una cosa da dirvi, signore, rispose, che se continuerete a bere rum, il mondo si libererà presto di un lurido furfante. La collera del vecchio fu terribile. Balzò in piedi, sguainò un coltello a serramanico da marinaio e, tenendolo aperto sul palmo della mano, minacciò di inchiodare il dottore al muro. Ma il dottore non fece nemmeno una mossa. Continuò a parlargli tenendo la testa appena voltata e con il medesimo tono di voce, forte quanto bastava perché tutta la stanza potesse sentire, ma calmo e fermo. Se non rimettete in tasca quel coltello in quell'istante, vi prometto, sul mio onore, che starete impiccato alle prossime assise. Seguì poi tra i due un duello di sguardi, ma il capitano ben presto cedette, ripose la sua arma e tornò a sedersi ringhando come un cane bastonato. E ora, signore, continuò il dottore, ora che so che nel mio distretto esiste una persona come voi, potete star certo che vi terrò d'occhio giorno e notte. Non sono soltanto un dottore, sono un magistrato, e se mi arrivasse anche la più piccola denuncia contro di voi, fosse anche solo per un caso di villania, come questo di stasera, adotterò le misure appropriate perché veniate rintracciato e cacciato da qui. Vi basti questo. Di lì a poco giunse alla porta il cavallo del dottor Livesey. Questi montò in sella e partì. Ma il capitano se ne stette buono e tranquillo per il resto della serata e per molte serate a seguire.